Amici, buongiorno, rassegna stampa di oggi, notizie dal Polesine, offerta dell'Associazione Promozione Italia e Made in Polesine. Sponsor della puntata di oggi, la bottega dell'Acqua Viva, in via Po Vecchio 20 a Portoviro, spaccio di articoli ittici. Prima pagina della Voce di Rovigo, vaccinazione anche di notte. Lo sprint, Zaia promette, non c'è Pasqua che tenga, poi chiede al governo di ripensare alle zone gialle. Aggiunge Zaia, dare prospettive alle imprese, un protocollo per somministrare il siero nelle aziende. Pasqua, alimentari e gastronomie, non ci possiamo lamentare, affermano gli operatori, ma non c'è il giro tradizionale. Si vende, ma non è un bel lavorare. Così non va bene per nessuno. Il presidente del Confcommercio Bertin fa questa affermazione abbastanza preoccupante sull'orlo di una rivolta sociale. Siamo sull'orlo di una rivolta sociale dagli esiti imprevedibili che le associazioni rischiano di non poter più governare. Viaggi in periodo di Covid, test e quarantena per chi rientra, isolamento di 5 giorni anche in arrivo da paesi UE. I tour operator, naturalmente preoccupati, affermano così perdiamo tutti. E fino a ieri era richiesto solo un tampone all'ingresso in Italia, invece da oggi ci vuole tampone in partenza, quarantena di 5 giorni al rientro in Italia, ulteriore tampone alla fine dei 5 giorni. Adria, i 14 emendamenti proposti dal centrodestra, quindi dalla Lega e Forza Italia, sono approdati in consigli. Un piano per sostenere le imprese, quindi 80.000 euro per le attività produttive, professioniste e partite IVA e 5.000 euro per asili e associazioni. Se fossero accolte le richieste avanzate dal centrodestra, entro metà aprile le attività produttive interessate potrebbero già usufruire del contributo messo a disposizione del comune. Taglio di Po, un articolo sulla straordinaria storia delle Delta Prati. L'erba della Serie A nasce qui. Una realtà polesana che partendo dal Delta ha saputo distinguersi a livelli di eccellenza assoluti, diventando un punto di riferimento per le tante società di calcio e della massima rete del nostro campionato. Porto Tolle, arriva il carburante calmierato. Il 2 aprile l'inaugurazione del distributore al porto di Pila, attesa da tutti i pescatori. Saranno presenti le autorità del comune per un evento molto importante. Taglio di Po, le multe danno nuova luce. Coi proventi del Velux si sistema l'illuminazione. Infatti coi proventi del Velux ci saranno nuove installazioni e sistemazione di punti luci già esistenti per un totale di 55 lampioni. Lendinara, lavori pubblici, punto di arrivo e culmine del progetto, gli eroi torneranno a splendere. Garibaldi, Jesse White, Alberto Mario e tanti altri monumenti saranno sistemati. Il sindaco Luigi Viaro illustra un importante intervento di decoro pubblico dall'Alta Valenza che sta per partire in città. Prima pagina della Voce di Rovigo, rianimazione, aumentati i posti, il forte incremento di ricoveri per il coronavirus ha indotto l'ULSS a potenziare le terapie intensive soprattutto a 300. Dimezzata l'attività chirurgica non urgente per consentire a medici e rianimatori di potersi dedicare ai pazienti Covid. Rosolina ristoria le aziende, escluso chi non è in regola con le tasse. Fatte salve eventuali rivalutazioni, solo 20 delle 32 richieste presentate dalle attività economiche potranno ottenere il contributo. Sono state infatti escluse le realtà non in regola con il pagamento dei contributi comunali. Disagio degli studenti, l'associazione genitori, con il presidente Francesco Ennio, afferma: senza scuola i nostri ragazzi stanno vivendo un momento molto difficile. Avviata un'indagine sulle ricadute a livello emozionale e di relazioni sociali legate alla nuova forma di didattica. Città universitaria di Rovigo, il CUR propone alloggi a prezzi calmierati per studenti. Il presidente Diego Crivellari auspica la creazione di servizi e convenzioni per agevolare l'insediamento di giovani. Chiudiamo ancora una volta con l'idea della città del Delta, la fusione di comuni Portoviro, Rosolina e Loreo. E oggi ha la parola sul Gazzettino l'ex sindaco Franchi. Fusione è un'opportunità di crescita. Lo afferma anche il manager Carlin, è il futuro, meglio farlo in modo ponderato. Tessarin, l'ultimo sindaco di Donada, dice occasione eccezionale e Bonafè afferma Loreo, Portoviro e Rosolina insieme si arricchirebbero. Nella foto del Gazzettino Gianni Franchi che nel 95 è stato il primo sindaco di Portoviro.
puntata finita, vi ringraziamo naturalmente per la fedeltà con la quale ci seguite. Vi ricordiamo che alle ore 11.50 e alle ore 14 siamo anche su Radio Diva, sulle frequenze di 94 e 100, e da Leandro Maggi è sempre un piacere stare con voi. Ciao ciao!